Il girone C del sabato pomeriggio di prima categoria è uno dei più avvincenti campionati in cui molte squadre ambiscono per la vetta. Due tra queste sono quelle che vedremo oggi in campo, ossia i padroni di casa del San Quirico e il Multedo, entrambe posizionate secondi appaiate a 29 punti, le quali inseguono la capolista Superba con un punto in più. A seguire il San Desiderio, reduce da 8 risultati utili, cade a Issi quinto e Ampi che non molla per la corsa playoff. Ma concentriamoci sul campo perché già dopo 60 secondi va Izzo col sinistro, ma tira alto. Il Multedo risponde, ha subito l'occasione per portarsi in vantaggio, ma prima il portiere a dire di no e poi la deviazione della traversa. A sorpresa Repetto scarica un Moli dalla tre quarti, ma la sfera esce non di molto. Dalla sinistra sempre Repetto, crossa per Curabba che salta il difensore e poi spara alto. Al 25esimo cross di Celato si trasforma in un assist per Giglianino che tirando centra i piedi di Lusardi e sulla ribattuta gli ospiti non concretizzano. Fanno lo stesso i locali, verticalizzazione per Curabba che calcia, Parodi con i piedi disinnesca. L'episodio che sblocca la gara avviene al minuto 38, in area Pascolini spinge ingenuamente Curabba, il signor Noce di Genova attende qualche secondo, poi indica gli 11 metri, dai quali colui che si è conquistato il fallo andrà a calciare e a incrociare con il sinistro gonfiando la rete e portando il San Quirico sull'1-0. Ancora occasione di marca San Quirico, palla per Arcai e destra alle stelle, ma è solo il preludio del secondo gol in quanto nel secondo tempo è sempre Pascolini a farsi ingannare da Curabba che gli scippa il pallone e successivamente viene trattenuto vistosamente per la maglia. Anche in questa occasione il fischietto assegna rigore. Alla battuta va Teddy Accari, incrocia con il destro, Parodi intuisce para, ma sulla ribattuta l'ex Sestese l'appoggia in porta. Il Multedo va ancora più in difficoltà e confusione, soprattutto dopo il doppio giallo rimediato da Parodi Andrea e l'espulsione di Mr. Bazzigalupi dopo aver detto qualche parola di troppo, non piaciuta dall'arbitro. Al 70esimo brivido per gli ospiti, il numero 10 locale lascia partire un tiro dalla distanza che non entra per pochi centimetri. Poco dopo un po' sprecone Accari in questo caso, che poteva fare sicuramente meglio. Sempre occasione San Quirico, Parodi respinge ma non blocca, il tiro di Di Domenico si avventa sul pallone Nanni che spedisce fuori. Terminerà in anticipo anche la partita di Daronc, il quale già ammonito commette questo fallo evitabile e salterà al match di recupero con il Mignanego. Nei minuti finali prova ad accorciare il Multedo, prima con questa conclusione dalla distanza parata da Lusardi e poi con il tiro al volo di Schiano che non c'entra neanche lo specchio della porta. Negli spogliatoi canteranno salutate la capolista perché con il pareggio per 0-0 dalla Superba il San Quirico è di nuovo in testa alla classifica.